Allora, pronti per una nuova puntata della nostra trasmissione che racconta la stagione della Contrada. Quest'oggi siamo in compagnia di Mario Bobbio, che è il responsabile dei social media della Contrada. Grazie per essere tornato nei nostri studi. In realtà partiamo dai fabbri. Sì, partiamo dai fabbri, è una nuova rassegna interessante, la quinta di teatro contemporaneo, la nostra rassegna I Fabbri 2, che insomma raccoglie molte esperienze diverse tra stand-up comedy, un teatro partecipativo, anche grandi classici che insomma passano rivisitati attraverso il nostro piccolo teatrino sulle rive. Siamo molto contenti di aver iniziato. No, è una realtà molto bella, molto particolare, che merita di essere attenzionata. E tra l'altro in questi giorni, il 5 di novembre, oggi per noi che andiamo in onda, e il 6 novembre, c'è un nostro amico, perché c'è una tappa delle interviste col passato di Antonio Veneziano. Esattamente, e questo è teatro partecipativo, una sorta di narratore conduttore, potrà essere familiare anche, sì, qualcosa, insomma, che prende il pubblico e lo trasporta attraverso la scoperta del caso di J.J. Winkleman, che insomma è un assassino molto conosciuto, ha anche radici proprio qui a Trieste, come no, e insomma porterà il pubblico a trovare gli indizi, a riscoprire questo passato di figure storiche importanti e di quello che hanno fatto sia in vita che non. È una sorta di, appunto, inchiesta quasi un'inchiesta televisiva. Quasi un'inchiesta televisiva, quindi è molto curioso. Credo che abbia debuttato quest'estate. Sì, dovrebbe aver debuttato quest'estate. Ovviamente adesso che ce l'abbiamo con noi, per noi è completamente una novità. È una novità, certo, sì, da sì, mettere all'interno dei fabbri, ma abbiamo lavorato molto spesso con anche Antonio Veneziano. Con lui ci sono Miriam Cosotti, Leonardo Zaniere, e poi in video Irene Sualdin, Sara Zanni e Mario De Luca sono quelli che partecipano a questa sorta di inchiesta su Winkleman. Poi il 18 e il 19 novembre, questo è anche un testo curioso, La guerra svelata di Cassandra. Sì, con la nostra Gioia Prea, Gaia Prea, insomma è una importante attrice di cui siamo molto contenti di avere, e che insomma è una riscoperta del mito di Cassandra, che aveva questa punizione di sapere sempre il futuro senza che nessuno le credesse. La rotta è trasportarlo nel nostro presente. Una guerra svelata è fondamentalmente quello che si sa a posteriori, diciamo, di queste guerre che viviamo oggi, dei conflitti insomma che abbiamo attorno a noi, e sarà tutta una riscoperta attraverso questo mito sul senno di poi. Allora, poi ai fabbri ci si rivede il 4 di dicembre, ma insomma parleremo più avanti anche degli altri appuntamenti. A me incuriosisce questo del 29 aprile, che già lo dico, che si chiama Ombrelloni, perché parla delle Romagne, insomma. Io sono molto legato alla Romagna per questioni anagrafiche. Io andavo a Rimini in vacanza, e quindi mi incuriosisce tutto quello che ha a che fare con quei luoghi, dove, devo dire la verità, mi sono divertito come anche come quella un matto, una commedia, immagina la spiaggia proprio, ma anche il punto di vista di chi ci sta, e di tutte le cose, insomma, di tutte le situazioni che possono capitare sui nostri lunghi mari. Allora, adesso andiamo al Teatro Bobbio. Tra l'altro bisogna fare i complimenti a Baruffe, lo spettacolo che ha inaugurato la stagione. Ripetiamo, è una stagione molto importante per la Contrada. Adesso non voglio sbagliarmi, perché sennò è Matuchina che mi sgrida, perché è la stagione che porta
ai 50 anni della Contrada. Esattamente. Non credo sia la stagione 50esima per tutta quella storia solita. Stagione, sì, perché noi siamo, la compagnia è nata nel 1976, appunto entrando nel 2026 saranno finalmente il compimento dei 50 anni, con anche, ci sarà una mostra proprio ecco, dedicata non so se l'avevo già chiesto, se c'erano anche delle iniziative collaterali. Ci saranno ovviamente delle iniziative collaterali con il comune, con insomma la creazione della mostra al Palazzo Gopčević, e in cui adesso stiamo organizzando insomma tutti i nostri archivi, il nostro magazzino di storie. Tra l'altro sarà anche, sarà tutto si può dire, sarà un anno di anniversari quello della Contrada, perché nel 2006 venne a mancare Orazio Bobbio e poi c'è un compleanno importante che non si può dire, a settembre, un pochettino più avanti, ma non lo diciamo. Non facciamo spoiler. Non lo diciamo. Allora, dicevo che la stagione 2025-2026 della Contrada si è aperta alla grande con Baruffe, che è uno spettacolo veramente dove tutto funziona secondo me benissimo e gli attori sono in stato di grazia. Per Maurizio Zacchigna ha ricevuto veramente un sacco di complimenti, ma ovviamente tutti gli attori, dall'Ariella anche Seguglia, no? Sì, Seguglia, ma tutte le ragazze. Perché il testo è talmente bello che anche Seguglia fa bella figura. Esattamente, Marzia Postogna, Enza De Rose, c'era Elena Usu, ovviamente Ariella Reggio che è stata con noi per così tanto tempo. E anche Maclufi. E poi ovviamente Omar Maclufi che ha chiuso diciamo per noi questo bellissimo spettacolo, che è stato un vero piacere avere tutti quanti. Devo dire la verità, è stato veramente bello. Allora, il primo appuntamento al Bobbio dopo Baruffe riporta a Trieste e riporta in Contrada un'attrice che con voi ha avuto parecchie frequentazioni, vale a dire Veronica Pivetti. Veronica Pivetti porterà l'inferiorità mentale della donna, un titolo importante anche, diciamo, molto d'impatto, che racconta fondamentalmente studi che venivano fatti a inizio secolo, all'inizio del Novecento, proprio anche da autori e psicologi come Mebius, diciamo appunto sulla psicologia o quello che veniva percepito come un'inferiorità mentale, come diciamo, proprio una handicap quasi da parte dell'universo femminile, che ovviamente oggi sono idee così retrograde che non vengono più considerate, ma che comunque sono internalizzate in un certo modo all'interno della nostra società, all'interno del nostro modo anche di vivere. E Veronica ci porterà insomma nell'analisi di questi testi in un bellissimo spettacolo di musica e di prosa in cui racconterà appunto il suo essere donna. Mi pare di capire che è una sorta di estrapolazione dei vari testi dove questo viene... E anche vedere da dove sono partite queste idee. In un certo senso un'analisi di fondo portata poi a spettacolo. Allora, è uno spettacolo che ha anche una importante colonna sonora ed è curata da Alessandro Nidi e c'è assieme a lei Christian Ruiz. Se non mi sbaglio, in tournée invece c'era un altro roba nostra che era, come si chiama? Anselmo Luisi. Adesso almeno per la riproposizione non ci sarà, ma noi abbiamo già avuto Anselmo Luisi comunque al Teatro dei Fabbri, già prima anche con una nostra produzione che era Algoritmo, che ha fatto sì, è venuto anche ospite qua, certo. Te lo raccomando quando... Vabbè, è un caro amico? No, ma poi è simpaticissimo. Ma sì, assolutamente, è una persona molto cara. Poi ha una verve, come dire, fa delle cose veramente interessantissime. Anche con i Monbao, insomma, lui è una persona molto, molto coinvolta, specialmente nella produzione artistica, sia di teatro contemporaneo, ma anche ovviamente con una band come quella in vari tour. E questo lo ricordatevi, 19 novembre alle ore 20:30. Lo spettacolo che andrà in scena subito dopo, tra l'altro giovedì 20 novembre, e invece è un classico
del teatro. Michael Frayn con Rumori fuori scena per 4 repliche almeno. Ricordiamo, le nostre repliche il sabato sono state spostate alle 18. E poi dopo parliamo anche giusto un attimo, perché giova ricordarlo. Allora, Rumori fuori scena è portato da Kitchen Company. Chi sono? La Kitchen Company sono una produzione che in realtà, non una produzione, una compagnia che è stata in realtà, che ha una storia molto lunga, ma che continua ad avere, diciamo, successi in Italia. Questo loro Rumori fuori scena è stato portato, ha avuto un record, mi pare, sul numero di rappresentazioni totali che ha avuto, o sul pubblico, insomma, che ha atteso, che è sempre stato molto numeroso. E poi Michael Frayn ovviamente è sfrenato nella comicità, ci sono ingarbugliamenti di trama, insomma, che si dovranno vedere, che si dovranno sentire fino a quando tutto quanto non si sgarbuglia. È un gioco di teatro di teatro nel teatro, davvero molto divertente. Una particolarità anche, la scenografia stessa sarà massiccia, sarà in grado esattamente di muoversi. Perché quindi si fa vedere dietro le quinte, nel senso esattamente, insomma, che poi è incredibile, a me fa sempre vedere il dietro le quinte del un po' metateatro. Un po' metateatro, sì, è teatro nel teatro alla massima espressione. Tra l'altro esiste anche, come spesso succede, esiste anche un film tratto da Rumori fuori scena, che però per una serie di ragioni particolari, nonostante un cast folle, perché ci sono dentro Michael Caine e Carol Burnett, invece il film, come spesso succede, non ha avuto un grande successo, proprio perché secondo me certe cose fuori dal teatro si perdono. Alla fine ci sono molti film, anche Truffaut mi pare abbia... Beh, l'ultimo Metro è un film di cinema nel cinema, insomma. Sì, di cinema, sì. La forma anche di... Effetto notte, scusa, ho confuso. Effetto notte, sì. Anche è un bellissimo film, ma diciamo che la componente secondo me funziona meglio in teatro proprio per questo, perché raccontare il medium attraverso il medium stesso raccoglie ovviamente molte più Se energie. ci pensi, lo stesso discorso vale per la versione cinematografica del musical, come si chiama? Per favore non toccate le vecchiette, che a teatro è andato benissimo in giro per il mondo. Il musical cinematografico, perché quello a teatro deve esistere, insomma, e si crea forse anche una maggiore complicità fra chi sta sopra e il pubblico. Il pubblico, certo, ma anche perché il pubblico sarà proprio a ruotare assieme a questa fisicità della scenografia, per dirne una, o per vedere i personaggi che ci passano attraverso. Quindi... E poi è anche, scusa Mario, è uno spettacolo dove comunque il pubblico non viene coinvolto, perché questo bisogna anche sottolinearlo. Diciamo, era più metaforico, nel senso metaforico del termine, che verranno trasportate. Speriamo che non avremo mai da trasportare 700 persone nel nostro retroscena, sarebbe un po' difficile, insomma. Però sarebbe bellissimo, perché dietro le quinte di un teatro è un non luogo probabilmente, perché è anche un non luogo dove però è costantemente liminale. Sì, e ti perdi e poi torni alla realtà, che è bellissimo essere dietro le quinte. Accenniamo soltanto, perché poi appunto volevo parlare di altro, che poi è anche un altro molto, come dire, uno che sta facendo parlare molto di sé, è Luca Bizzarri, che presenta Non hanno un dubbio. Non hanno un dubbio, sarebbe Non hanno un amico, perché la versione seconda dopo è stato tratto dal suo famoso podcast, appunto Non hanno un amico nella prima versione, questa volta Non hanno un dubbio, con l'amico che è stato tagliato proprio fuori, però comunque lasciato nel titolo, insomma. È la classico monologo comico che è solo Bizzarri. Ecco, però ricordiamo anche questo: Bizzarri appartiene a quella schiatta di gente di teatro. Lui credo abbia cominciato con Cavalli col Teatro della Tosse, adesso non mi ricordo esattamente, comunque a Genova.
assieme a Kessisoglu ed anche ad altri, ed è, come dire, è gente di teatro. Sì. Che rimane gente di teatro, quindi non sono, voglio dire, sono prestati alla televisione, ma restano a teatro, quindi questo Insomma, è importante. si è prestato molto alla televisione, ma anche adesso ad altre forme di intrattenimento, ovviamente come i podcast, che stanno iniziando ad avere un'importanza molto importante anche fra le generazioni nuove. In che senso? E questo mi interessa. Insomma, le forme del podcast sono delle forme più facili magari da consumare mentre sei a casa, ho capito. E sono anche abbastanza lunghe per avere, diciamo, delle analisi o delle esperienze che vanno un attimino più in profondo, specialmente in serie di documentari o di monologhi comici come Non hanno un amico, in cui lui porta tantissime tra l'altro persone, insomma, non credo si possa parlare di podcast, ma ce n'è uno che viene da voi più avanti, e io già sto rompendo un po' le scatole a Matuchina o chi per lui. Nello spettacolo, adesso figuriamoci se lo trovo, è un po' più avanti, nello spettacolo non lo trovo. Vabbè, lo troverò. C'è Fabrizio Colica che fa parte delle Coliche ed è uno che appunto, ecco, a Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato. C'è anche questo ragazzo, insomma il ragazzo avrà anche lui una certa età, ma mi incuriosisce molto perché lui arriva da YouTube. Sì. Ha messo su, lui e suo fratello fanno delle robe divertentissime su YouTube e mi incuriosisce vederlo. Lavorerà anche con Greg, insomma. Difatti, no? Quindi, sì, e anche c'è, come si chiama, Nini Bruschetta. Nini Bruschetta, ovviamente, che sono però sono queste nuove contaminazioni che funzionano molto bene in teatro. Sì. Ma io ho un'idea su questo. Dovremmo fare un canale di YouTube. Su questo io ho un'idea, perché per esempio se tu vai a vedere gli sketch delle Coliche, hanno, come posso dire, la stessa, funzionano, mettiamola così, come gli sketch degli spettacoli televisivi di una volta del sabato sera, che prendevano tutto da teatro, quello era teatro filmato per certi aspetti, quindi non mi meraviglia che poi arrivino automaticamente al teatro, perché paradossalmente, pur se formatisi su YouTube, l'origine in diretta è il teatro. Quello alla fine sì, sempre, se ci si pensa addirittura ad Achille Campanile con Tragedie in due battute, per dirne una, erano delle forme già molto veloci di botta e risposta, che ovviamente con la necessità di mantenere una certa attenzione oggi, specialmente sui social media, su nuove forme di media, hai bisogno in qualche modo di avere queste tecniche per riuscire a ingaggiare un nuovo. Comunque la prossima volta che ci vediamo approfondiamo anche il rapporto teatro-social media, perché credo sia molto affascinante come dare, avere, vampirizzare, eccetera. Credo sia un argomento importante. E a Trieste anche tutti i teatri stanno diventando molto bravi in questo, e anche è una gioia da vedere, insomma, nel riuscire a condividere con più persone la nostra cultura. Ci abbiamo verso la conclusione, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, tempo sufficiente per incominciare un po' a ragionare sul sabato, su questo spostamento di orario delle 6 del pomeriggio, che è un atto molto coraggioso, e però pian piano mi pare di capire la gente sta capendo, ecco, insomma. Allora, non c'è molto da capire, abbiamo avuto in realtà abbiamo avuto molte risposte positive in realtà, perché questo permette ovviamente dopo di vivere il sabato al meglio che vuoi, e non avendo la necessità di andare a teatro e avere l'unica cosa che si fa, insomma, in teatro, o l'unica cosa che si fa nella propria giornata. Quindi questo ha aperto molte possibilità. Il nostro teatro è anche un po' più periferico rispetto ad altri, quindi questo ha portato molto del pubblico finalmente a riscoprire un pochettino questa giornata. Ok, quindi questo è per quanto riguarda appunto il sabato. Allora, facciamo rapidamente giusto come dire, un resumé. Allora, anche i nostri corsi di teatro vorrei giusto dare un piccolo
shout out a Giacomo Segulia che ci segue i nostri corsi per adulti che inizieranno l'11 di novembre. Tagliategli i capelli, indipendentemente dal fatto che li abbia corti o meno, merita un taglio di capelli, non voglio dire all'Umberto come in questo caso. Allora, non saranno mai corti come i miei suoi, mi sa. Allora, ancora, no, questa sera è sabato 6, non sabato, è il 6 di novembre, quindi domani, intervista con il passato al Teatro dei Fabbri. Al Teatro dei Fabbri, 18 novembre, 19 novembre, La guerra svelata di Cassandra con Gaia Aprea, e poi ricordatevi il 19 di novembre al Bobbio L'inferiorità mentale della donna con Veronica Pivetti, e poi dal 20 di novembre fino al 23 di novembre Rumori fuori scena ancora al Teatro Bobbio. Grazie Mario per essere stato con noi. Grazie mille per Ci vediamo alla prossima. Alla prossima.